E si è chiusa con una sconfitta la prima parte di stagione del Mazzara Calcio nel campionato di promozione Girone A. Nell'ultima gara del girone d'andata il Camporeale si è imposto per 1-0, i gialloblu chiudono così l'anno di campionato in posizione di metà classifica con 20 punti. La sfida si è messa subito in salita per il Mazzara con i padroni di casa che sono passati in vantaggio nei primissimi minuti al secondo minuto di gioco grazie a un gol realizzato da Marrocco. I gialloblu hanno poi provato a reagire, ma tra interventi del portiere avversario Gallina e occasioni mancate il pareggio non è arrivato. Nei minuti successivi al vantaggio del Camporeale il Mazzara ha creato diverse opportunità con Rustico e Novara, ma la difesa avversaria, il portiere avversario Gallina e poi la traversa hanno negato più volte il gol. Nel secondo tempo la squadra canarina ha tentato di alzare il ritmo, in campo si è rivisto anche Rosella, rientrato dopo un lungo stop per infortunio, ma le occasioni non si sono trasformate in rete. Il Camporeale ha poi sfiorato anche il raddoppio in alcune circostanze prima che l'arbitro giungesse al triplice fischio. Con questo risultato il Mazzara si prende una breve pausa di fine anno e tornerà in campo il prossimo 4 gennaio con la prima gara del girone di ritorno che è in programma a Marineo.